Buongiorno dalla redazione di Focus TG. Andiamo subito in diretta a Piove di Sacco, dove un neonato è stato trovato morto in un night. Sono sconosciute le cause del decesso. La madre, dopo il parto, è stata ricoverata in ospedale. Andiamo subito da Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore, noi ci troviamo all'esterno del club serale dove questa mattina intorno alle 4:30 è stato rinvenuto il corpo senza vita di un neonato, anzi di una neonata per la precisione, perché era una bambina, e in questo momento ci sono gli ultimi rilievi dei carabinieri, della scientifica, e stanno portando fuori il piccolo corpicino. A dare l'allarme sono stati i medici del 118 che sono stati chiamati intorno alle 4 di questa mattina dalla donna, e non si sa se c'erano altre persone con lei, donna che aveva appena dato la luce all'interno di quelle stanze che ora Federico Cibotto sta inquadrando la neonata. Quando sono arrivati il corpo della piccola era già morto, e alcuni elementi hanno insospettito i sanitari, che hanno così chiamato i carabinieri, che sono subito arrivati sul posto. La mamma della piccola è una 29enne italiana, da qualche tempo abitava in una di queste stanze che si trova proprio vicino, nello stesso stabile in cui c'è questo club serale, un club dove si gioca a biliardo e slot machine. Non è ancora chiaro se fosse precisamente una dipendente, o comunque abitava in una di queste stanze, si appoggiava temporaneamente in una di queste stanze. Proprio all'interno di queste stanze ha dato la luce la piccola, una gravidanza che era giunta al termine, da quanto hanno appunto stabilito i medici del 118. Ora le indagini dei carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Sergio Dini, per capire se la bambina è nata morta o se è morta in seguito. Non ci sono, la mamma, lo precisiamo, non è in stato di fermo, è stata portata in ospedale per gli accertamenti clinici. Ovviamente ci sono le indagini e verrà disposta l'autopsia, perché bisogna capire se si tratti, perché l'ipotesi che non viene assolutamente esclusa in questo momento è l'ipotesi di infanticidio, e dunque ci saranno tutti gli accertamenti medico-legali. Il medico legale è ancora sul posto per capire appunto se la bimba è nata morta o se è morta in seguito, e quindi da qui poi verrà chiarita la posizione della mamma ed eventualmente se c'erano delle persone con lei, perché questo ancora non è chiaro. Ci troviamo a Piove di Sacco, un locale che affaccia sulla strada principale che porta in città, e appunto qui lo vedete, in questo momento sono ancora a lavoro i carabinieri. Ma sentiamo la ricostruzione di quanto è accaduto dalle parole del comandante della compagnia dei carabinieri di Piove di Sacco, il tenente Giacomo Chimienti, tra i primi a arrivare sul posto questa mattina intorno alle 4:30. Questa mattina intorno alle 4:30 siamo stati allertati dal personale del 118, personale sanitario, che è giunto qui sul posto a seguito di una richiesta di intervento per una ragazza, una donna, che ha partorito in casa. La situazione è la seguente: abbiamo una donna che ha partorito in casa, e un neonato a termine, quindi parliamo di un neonato di sesso femminile morto. Sono in corso gli accertamenti per capire se il neonato è nato già morto o è morto in un secondo momento. La signora si trova attualmente ricoverata in ospedale, e stiamo ovviamente procedendo ai rilievi e agli accertamenti anche con il medico legale sul posto. E abitava qui la signora? Cos'è questo? Un night? È un dormitorio? Di che cosa si tratta? Allora, questo lo stiamo accertando. Sotto c'è un club, al di sopra abbiamo un appartamento, e la signora, la ragazza, insomma, era ospite di questo, alloggiava momentaneamente in questo appartamento. È arrivata una segnalazione? Allora, sono in corso accertamenti, quindi è ancora presto, quindi verificheremo e poi vi faremo sapere. È una donna italiana, sì.
È una donna di 29 anni. Tra le varie ipotesi c'è anche quella dell'infanticidio. C'è l'ipotesi dell'infanticidio, lo stiamo verificando. Tutto dipende dagli accertamenti di natura medico-legale. Vai. Ecco, stavano uscendo proprio in questo momento il furgone dell'impresa funebre che sta portando via il corpo della piccolina, una bambina, lo ricordiamo. L'ipotesi su cui sta indagando la procura è di possibile infanticidio. Tutti i chiarimenti su questa vicenda ovviamente sarà fondamentale con l'autopsia che il pubblico ministero dovrebbe disporre proprio nelle prossime ore. Da Piove di Sacco è tutto, linea allo studio. Molti a Valentina Visentini, a Federico Cibotto per la parte tecnica. Avete sentito, potrebbe trattarsi di un infanticidio oppure di una morte per cause naturali. Intanto Montebelluna è sotto shock per la morte del piccolo Rocco Bonora a Meneghello, un bimbo con solo 24 giorni di vita scomparso per una sospetta forma di pertosse. Il parto lo scorso 3 ottobre era perfettamente riuscito, così mamma Monica e il suo bimbo avevano potuto fare ritorno a casa nella frazione di Biadene. Quando tutto sembrava andare per il meglio, però una decina di giorni fa sono apparsi i primi sintomi della malattia, una sospetta forma di pertosse che in un primo momento non sembrava essere nemmeno troppo preoccupante. Con il passare delle ore però le condizioni di Rocco si sono aggravate, il piccolo è stato trasferito d'urgenza a Vicenza e successivamente all'ospedale di Padova, ma domenica è espirato. La notizia ha suscitato un cordoglio vastissimo a Montebelluna, che in queste ore si è stretta intorno al dolore della famiglia Bonora Meneghello. Giovedì alle 11 il funerale nella chiesa parrocchiale di Biadene. Andiamo in diretta adesso a Venezia, a Cavalbi, sta parlando il presidente Zai al punto stampa sul turismo. Sentiamo. Posso accreditare questo risultato. Vi ricordo che si chiamano Milano queste Olimpiadi, Milano 2026. E all'inizio dicevano ma è impossibile utilizzare i nomi di due città. Per la prima volta al mondo, nella storia delle Olimpiadi, si utilizza il nome di due città. Quindi Cortina, anche se non è in ordine alfabetico, ma ci va bene così, ma ci sta, perché comunque il primo dossier originario è quello di Milano. 3 miliardi e mezzo di cittadini, avremmo 1,8 miliardi, 2 miliardi di opere, che comunque restano lì. Avremo sicuramente un movimento, diciamo, pauroso, diciamo, questi sono gli effetti diretti, no? Le 3 università, Sapienza, Ca' Foscari e Bocconi, ci dicono almeno un'altra miliardata e mezzo di PIL, e questi sono effetti diretti. Poi ci sono gli indiretti, diciamo la PIL è lo standing della città delle Dolomiti, il patrimonio dell'umanità che si accresce. Sentite, non è un caso che se andate a Cortina vedete solo cantieri, gru, alberghi che vengono strutturati. Questo è l'effetto Olimpiadi, non è che si sveglia tutti adesso e vogliono mettere a posto, ecco, perché c'è un'opportunità. La pista da bob, ditelo, perché io vado in giro per l'Italia e mi dico ma voi avete devastato un versante. No, ricordate che c'era una discarica in quel versante, mi assumo la responsabilità di quello che c'era, un cadavere eccellente che si chiamava Bob, devastato, inquinava, e quindi la pista di bob la stiamo esattamente facendo più breve di prima, cioè più corta di prima, meno impattante di prima perché gran parte è ipogea, cioè sottoterra non si vede, cioè entra e esce dal profilo del terreno, e ci sarà una piantumazione, non so, di 10.000, 15.000 alberi, adesso non ricordo il numero, ma Walter magari lo diamo esatto, e quindi non c'è nessuna devastazione. Alla fine riconsegniamo alla città un versante che è migliorato rispetto a come l'abbiamo trovato, fin qua lo possiamo dire, e penso che anche questa sia un'opportunità. E poi c'è tutto il tema della teoria del vetro rotto, come la definisco io, no? Che ci serve nella vita, no? Ci hanno fatto questo esperimento negli Stati Uniti, chi è che la sa già? Ah, non la sa nessuno. No, non è Giuliani, no, non è Giuliani questo. Un'università, non so quale sia, l'avrà commissionato Giuliani, a questa università americana, mettono 2 auto uguali su 2 località diverse della città, una nel Bronx e una in Quinta Strada. Accade che filmando queste auto e vedendo l'evoluzione che hanno, vedono che quella nel Bronx viene devastata, vetri spaccati, via le gomme, tutto quello che era possibile
deturpare, rubare, viene smontato. L'auto in quinta strada, come secondo voi, dopo un tot di tempo, identica a prima, quinta strada. Cioè. A quel punto, da qui si chiama teoria del vetro rotto, decidono di rompere un vetro all'auto perfetta, stesso colore delle auto, e accade che l'auto viene devastata come quella del Bronx. Allora la teoria del vetro rotto dice che l'ordine porta all'ordine, il disordine porta al disordine, il bello porta al bello, il brutto porta al brutto, se ancora si può dire. E perché dire questo? Perché l'effetto Olimpiadi lo stiamo già vedendo, perché comunque tutti fanno un'autoanalisi di quello che potrebbero fare, no? Per adeguare il territorio. Cioè, io vedo dei sindaci che mi dicono: ma siccome ci sono le Olimpiadi noi vorremmo sistemare queste aree, vorremmo fare, ma non sono dei Cortina questi comuni, sono magari di altre località, perché comunque l'effetto si crea anche nel Veronese, dove io ho voluto che ci fossero la chiusura delle Olimpiadi. Vi ricordo che la cerimonia di chiusura che avete visto in TV da Pechino la vedete in egual misura, ovviamente in maniera molto più iconica, dall'Arena di Verona per la chiusura delle Olimpiadi. Le Paralimpiadi avranno l'apertura all'Arena di Verona e la chiusura a Cortina. Altro? Extraturismo? No, cioè, prima facciamo, allora, intanto vi ringrazio, potete accomodarvi. Invito Piero Rosa e il vice sindaco, Piero Rosa che è presidente della Venice Marathon. Sì, scusami. Scusami, Rosa. No. Scusa. Non so. Te gotta a mezzo cognome. E poi ovviamente Andrea Tomaello che è vice sindaco. Mettetevi uno per parte o sino Baruffè. Allora qualcuno può dire: ma questi parlano di Venice Marathon, anzi si dovrebbe dire Wizz Air Venice Marathon. Bravo. Ma chiamiamo Venice Marathon. Ma una volta l'hai detto però, No, l'ho detto per lo sponsor. Wizz Air Venice Marathon. Hanno fatto, domenica si è corso il 27, 17.500 partecipanti, 90 nazioni, una gran roba, poi loro ne parleranno, ma ricordiamo che quest'anno sono i 700 anni dalla morte di Marco Polo, 1324 e 8 gennaio, se non ricordo male, era morto Marco Polo, del 1324, quindi in quell'occasione di 700 anni hanno anche brandizzato le magliette e fatto un po' di robe interessanti. Chi è che parla per primo? Rosa Salva, via. La città. No, prima la città. Prendo io. Che ci ospita. No, intanto grazie per questo momento, insomma ci tenevamo anche a ringraziare come città la Regione per il supporto che ci ha dato, che ci sta dando in tutti gli eventi sportivi, ma soprattutto anche tutti gli enti coinvolti in un'organizzazione importante come la Venice Marathon. Se non c'è, diciamo, la concertazione di tanti enti, tante persone, insomma organizzare un evento a Venezia non è mai semplice, ma portare a correre 17.500 persone e poi insomma fare in modo che anche i familiari, i parenti, i tifosi siano accolti nel miglior modo possibile, ci vuole veramente l'aiuto di tante persone, a cominciare poi naturalmente dal gruppo della Venice Marathon che è qua rappresentato e tutti gli enti coinvolti. Vedevo prima che si parlava anche di turismo sostenibile ed eventi sportivi, devo dire che questo è un evento sicuramente sportivo ma sicuramente anche sostenibile, perché la Venice Marathon, la cosa bella che ho visto, che abbiamo visto in questo weekend è che i turisti non arrivano solo il giorno, naturalmente, perché sono tanti stranieri, non arrivano solo il giorno della gara, ma arrivano tanti giorni prima, tanto che la Family Run, che è quella che noi corriamo per le scuole di 3,5 km, 3 km al Parco di San Giuliano, quest'anno è stata vinta da dei figli di persone straniere venute qua per correre per la Venice Marathon, quindi vuol dire che sono stati qua il giovedì. Allora il vice sindaco Tomaello a Venezia durante il punto stampa del presidente Zaia che sta parlando di turismo, avete sentito l'effetto dei giochi olimpici del 2026, poi Tomaello, Rosa Salva sulla Venice Marathon, però riprendiamo con la cronaca, andiamo a Mussolente da Chiara Gaiani perché c'è una mobilitazione contro, c'è un allarme sicurezza, una prima sperimentazione delle pattuglie antifurto. Andiamo da Chiara Gaiani.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Mussolente con Alessandro Costacurta e la sindaca Elena Bontorina, che ringraziamo per essere con noi. Lo dicevi, ci saranno delle sperimentazioni, ma partiamo dal dato di fatto. Purtroppo negli ultimi giorni c'è stata un'intensificazione di un fenomeno purtroppo noto, notissimo, ma fastidiosissimo, perché poi il cittadino si sente violato nel posto dove pensa di essere più al sicuro, cioè casa sua, ovvero parliamo dei furti che hanno colpito anche degli anziani del paese. Sindaca è molto preoccupata per questo. Certo, è preoccupante anche perché negli anni stiamo faticando a trovare soluzioni efficaci e durature proprio per allontanare questo fenomeno dai nostri territori, perché so che insomma i furti non stanno colpendo solo il territorio di Mussolente, ma stanno colpendo appunto anche Romano, anche Tezze, ma vediamo insomma tutti gli anni nel mese di fine ottobre, novembre, inizio dicembre vanno a intensificarsi appunto questi tipi di furti. Perché? Perché approfittano sicuramente dell'orario, del cambio d'ora, e che quindi porta a essere più buio anche nelle ore tarde del pomeriggio, e sicuramente mettiamo in difficoltà soprattutto i nostri anziani, che spaventati, soprattutto per chi magari vive da solo o lontano dai propri figli, diventa motivo davvero di forte preoccupazione. Noi con i carabinieri ci stiamo sentendo quotidianamente ormai, anche perché proprio ci tengo che mi dicano insomma per monitorare un fenomeno, ma anche per essere sicura che questi fenomeni continuino ad essere, per fortuna fino ad ora, non particolarmente gravi. Cioè, nel momento in cui non si fa male nessuno, un po' il sospiro di sollievo lo tiro, insomma, perché lo zaino che è stato rubato si ricompra, ma l'importante è davvero che i nostri cittadini siano incolumi. Questo non va a giustificare gli atti, ed è per questo che con i carabinieri stiamo calendarizzando, a breve usciremo con le date, degli incontri proprio per la cittadinanza, per dare quei consigli, quei suggerimenti che possono essere efficaci proprio per tenere questi malviventi lontani dalle nostre case. Ecco, principe però resta il controllo del territorio. Immagino che vi sia insomma un'organizzazione anche di pattugliamento del territorio da intensificare in questo periodo. Assolutamente sì, abbiamo delle zone calde che consideriamo calde, non solo di luoghi pubblici ma anche di vie che sappiamo essere un po' più facili da colpire. La nostra polizia locale, che abbiamo insomma associata col servizio di Mussolente e Cassola, ma anche i carabinieri del comando di Romano, stanno cercando sempre più di intensificare i pattugliamenti nelle ore notturne. Questa cosa si vede perché anche i cittadini mi dicono che vedono le pattuglie, ma poi purtroppo dappertutto non possiamo esserci. L'importante è che nel momento in cui succede, prima ancora di segnalare nei social, prima ancora di chiamare il sindaco, chiamare i carabinieri. Magari è già successo, ma intanto vengono lì, visionano, qualche magari indizio ci può aiutare a individuare chi sono questi ladri, questi malviventi. Allora davvero ringraziamo il sindaco di Mussolente Elena Bontorina e ringrazio per la collaborazione tecnica Alessandro Costacurta. L'ultimo consiglio, chiamare i carabinieri in caso di pericolo, è ovviamente fondamentale. Direttore, la linea da Mussolente può tornare allo studio. Grazie molte, grazie a Chiara Gaiani e al nostro operatore Cristian Rocche. Chi c'è? Vabbè, lo vediamo dopo. Adesso andiamo a Sanfior nel Trevigiano con Cristian Arboit e Francesca Pezzo per la parte tecnica, perché c'è stata un'altra serie raffica di furti anche qui in abitazioni, imprese, i cittadini sono esasperati. A te Cristian. Davvero, direttore, buongiorno, hai utilizzato la parola giusta, esasperati. C'è esasperazione, tra l'altro possiamo aggiornarti anche proprio al minuto secondo, perché Tiberio Mazzer, che è titolare di questo bar che è stato visitato questa notte dai ladri, fra poco ti darò i dettagli, ha appena ricevuto questo cestino che era stato prelevato questa notte. Sì, me l'ha portato gentilmente una vicina di casa e questa notte appunto mi è stato rubato. All'interno c'erano delle monete che io tenevo al bar nascoste sotto il bancone, dove avevo un po' di monetine per eventuali cambio monete che tendevo come scorta. Quindi hanno ritrovato questo cestino pochi minuti fa, esatto, e gliel'hanno portato? Appena portato ora. E niente, come dicevamo, siamo
siamo stati visitati questa notte intorno alle 3 di questa mattina, appunto. Io sono arrivato qua per aprire il mio locale e ho notato dei pezzi di plastica, di ferro per terra, ho visto la porta aperta e scassinata, e quando sono entrato ho trovato tutto rovistato, il registratore di cassa aperto. Tutto sottosopra, adesso lo vedremo. Tra l'altro Francesca, grazie mille, Francesca Pezzo, direttore, ti mostra i segni dell'effrazione su questa porta. Ti dico anche, direttore, che non è l'unica attività visitata nottetempo dai ladri. C'è stata una ferramenta, c'è stata un'attività anche in zona Zoppè, nel territorio comunale di San Vendemiano, che si trova qui poco distante, e soprattutto una signora che fra poco tenteremo di raggiungere, un'anziana che stava dormendo. Quindi i ladri sono entrati in casa di questa signora mentre stava dormendo. Questo è uno dei fatti. Tiberio Mazzer ci mostra la traiettoria seguita da questi uomini, 3 uomini, così sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Quindi signor Tiberio, i ladri ovviamente si sono concentrati sul registratore di cassa. Sì, sul registratore di cassa. Io l'ho trovato aperto, ma io per abitudine lo lascio aperto, proprio per evitare che ci sia l'intenzione di andare ad aprirlo e me lo rompono, sempre senza soldi dentro. Hanno aperto tutti i cassetti da questa parte, tutte le porte, per andare a rovistare in cerca di soldi, perché fatalità, ho un tablet che lascio là sempre, e il tablet l'hanno lasciato là. Cercavano effettivamente liquidità, e questa è la prova, che mi ha riportato il cestino praticamente vuoto, però insomma inesorabilmente vuoto. Senta Mazzer, qual è il messaggio che si sente di lanciare? Lei è particolarmente arrabbiato, esasperato, amareggiato? Sì, assolutamente sì, perché comunque è successo che io questa mattina sono arrivato ad aprire il locale e ho trovato la porta scassinata. Fortunatamente mi reputo anche uno dei fortunati, perché è capitata questa cosa mentre non c'era nessuno all'interno del bar. Se questo dovesse capitare in orario di chiusura, cosa succederebbe? Cosa potrebbe succedere? Come devo reagire? Come posso reagire io? Qual è la mia tutela? Perché noi comunque ci facciamo queste domande e abbiamo tutto da perdere anche nella reazione, ma da parte di questi delinquenti loro non hanno niente da perdere, per cui non si pongono sicuramente il problema di reazione o non reazione. Ecco, sono tutti interrogativi forti, importanti, quelli che si pone Tiberio Mazzer, e qui con noi c'è anche il sindaco di San Fior, anche lui particolarmente arrabbiato, questa forse è la definizione giusta. Poi mi dirà lei, il sindaco Gastone Martorell. Sindaco, il paese questa notte è stato colpito, ma nelle notte scorse sono stati visitati anche altri paesi limitrofi, San Vendemiano, Pianzano, Godega, insomma un elenco che si aggiorna man mano, e c'è esasperazione. Ma sì, certo, sono delle serate sequenziali, no? Da una parte o dall'altra. Poi qui i comuni, insomma, San Fior, San Vendemiano o Godega o Colleumberto, che siano tutti quanti uguali, c'è lo stesso ritmo, e siamo tutta gente che lavora e che non pensa a vivere in mezzo alla delinquenza, non pensa di vivere in mezzo alla delinquenza. Purtroppo la delinquenza c'è. Noi cosa possiamo fare? L'abbiamo detto prima, possiamo soltanto sperare nelle forze dell'ordine, dare una mano alle forze dell'ordine in qualsiasi modo. Adesso noi abbiamo già convocato una riunione con il gruppo di vicinato, che è molto attivo. È chiaro che alle 3 del mattino il gruppo di vicinato dorme, non può andare in giro per le strade, insomma, ma non può, non perché non ne abbia voglia, non può perché il mattino alle 6 o alle 7 la gente va a lavorare, e quindi fa buona volontà, ci tiene il territorio, però non può farlo di notte. Abbiamo la questura, abbiamo la polizia, abbiamo i carabinieri, e certo è che devono sentirsi tutelati, perché io mi interfaccio spesso con polizia e carabinieri, non si sentono tutelati, si sentono inquisiti. Quando hanno arrestato qualcuno, quando hanno alzato la mano nei confronti di qualcuno, si sentono immediatamente inquisiti, ma non si sentono, lo sono, e dobbiamo cambiare qualcosa. Noi non siamo un popolo razzista, al che qualcuno lo dica. Certo che
i delinquenti non li sopportiamo, quindi se dobbiamo essere definiti razzisti nei confronti dei delinquenti, sì, possiamo essere definiti razzisti. Qui tutti quanti hanno lavorato, si sono fatti la casa con tanta fatica, hanno pagato debiti e adesso qui Tiberio sono venuti qui alle 3 del mattino, ma se arrivano in una famiglia privata di notte, come è successo e come succede costantemente, io non posso non sentirmi sicuro a casa mia, ma non esiste. Questo è il principio, insomma, ma concretamente, Sindaco, poi restituiamo la linea, che cosa si può fare nell'immediato? Ma bisogna presidiare il territorio, è chiaro che non possiamo chiedere un numero di forze dell'ordine infinito, perché noi abbiamo il bilancio del comune, la regione ha il bilancio della regione e lo Stato ha il bilancio dello Stato. Sì, dovremmo avere il doppio di forze di polizia che ci sono in giro. Sappiamo che non è possibile, chiederemo dei rinforzi, chiederemo che qualcuno insomma sia più presente, anche se devo dire, quando li chiamiamo io sento la presenza, la percepisco, ma magari io sono il sindaco e la percepisco con una velocità, qualcun altro non la percepisce o non ce l'ha con la stessa velocità. Lei pone una questione di strumenti piuttosto, questo? Beh, gli strumenti sicuramente, però se poi agli strumenti non fa seguito una certezza della pena, gli strumenti non servono a nulla, perché se prendiamo il delinquente e lo mettiamo dentro questa sera alle 18 e domani mattina alle 7 o alle 8 è fuori, no, abbiamo risolto il problema. No. Anzi, ne abbiamo creato un altro, mi pare, no? Ok, grazie davvero Sindaco Gastone Martorella, Sindaco di Sanfior. Ringrazio ancora davvero il signor Mazzer per la disponibilità. Come ti dicevo, sono state visitate anche altre attività, quindi con Francesca Pezzo continueremo nel giro di testimonianze. Per il momento da Sanfior di sotto è tutto. Direttore, ti restituisco la linea. Intanto grazie a te, a Francesca Pezzo per la parte tecnica. Però questi ladri sono fantasmi, al di là delle immagini che abbiamo anche mostrato, ladri ripresi dalle videocamere, si sa perlomeno se sono predoni, se sono bande, se nella zona ci sono, perché sono sempre zone colpite, colpiscono zone, evidentemente sono stanziali, quindi si sa se sono nomadi, se sono bande di delinquenti che arrivano dall'est, cioè qual è il sospetto? Si sa qualcosa? Allora, nelle settimane scorse eravamo stati qua e appunto anche vista la logistica, quindi siamo nella Marca occidentale e la rotta è quella che porta verso il Friuli, verso l'est, è sempre quella dei predoni dell'est, però chiaramente ogni storia è a sé. Questa notte, lo sappiamo, con Francesca siamo riusciti ad avere delle immagini, le mostreremo questa sera. Parliamo di tre soggetti che sono stati immortalati dalle telecamere, 3 soggetti che dopo essere stati qui sono stati anche da una signora che stava dormendo in casa. Condominio, poi magari ti richiederò la linea se la signora se la sentirà di parlare. Parliamo di un condominio, quindi una zona particolarmente popolata. Sono entrati nella casa di questa signora che stava dormendo. A quanto pare non hanno portato via nulla, hanno rovistato ma non hanno portato via nulla, proprio perché erano alla ricerca probabilmente di liquidità, di semplice liquidità. Diciamo che rispetto al furto di 2 settimane fa al supermercato Scottà c'è una modalità diversa, questo è un furto diciamo così classico, in quel caso erano furti più professionisti, diciamo, no? E ci sono tante piste, però veramente è incredibile che non vengano quasi mai acciuffati. Contrariamente a quanto è accaduto a Mestre, adesso vedremo l'arresto di un ladro in flagrante. Grazie Cristian, grazie ancora, grazie molte a te, a Francesca Pezzo. Però facciamo un salto di nuovo a Venezia, perché vedo il presidente Zaia che sta parlando, forse parlerà anche dei risultati delle regionali in Liguria. Sentiamo. Far evacuare l'acqua nel giro di poche ore, di qualche giorno. Detto questo, allora, su a nord, anch'io li ho sentiti i racconti della diga con 18 metri di muraglia, di calcestruzzo, queste robe qua sono inaccettabili. Ai tecnici, per quanto era di nostra competenza, abbiamo detto di formulare diverse soluzioni che siano poco impattanti
e che siano delle soluzioni insomma, che siano anche giustificabili. E considerate che il Piave è un fiume pensile, nel senso che oggi ha un carattere torrentizio, perché comunque viene privato dell'acqua con le centrali eccetera, però è un fiume pensile perché è costeggiato dagli argini. Se non avesse gli argini esonderebbe ad ogni piena, tipo anche le ultime, avrebbe fatto danni. Quegli argini hanno altezze anche di 8 metri, non ce ne rendiamo conto, ma hanno magari, come si dice, un'interruzione, perché l'interruzione ma hanno anche altezze di 8 metri. Penso che si possa ragionare, diciamo, in maniera meno impattante, e magari si possa ragionare, perché no, anche valutando il tema dell'altra richiesta che fa quel territorio, del ponte di attraversamento. Oggi non ho elementi per dirvi quale sarà il progetto, adesso vedremo, passerà tutto il materiale alla commissaria, lo valuterà, vedremo di capire che ipotesi progettuali poi alla fine elaborerà come finali, e dopodiché il territorio sceglierà, si esprimerà sulle diverse ipotesi progettuali. Perché sai che c'è sempre stato un grande dibattito per avere un ponte alternativo a Vidor. Ponte Vidor, che peraltro è un ponte... Allora, questo è il Presidente Zaia, che ha iniziato a parlare di turismo, adesso stava rispondendo ai giornalisti sulla questione della diga del Vanoi. Torniamo alla cronaca, vi dicevo è stato arrestato nella notte dopo un colpo al locale Piper di Zelarino, ma è sospettato di essere l'autore seriale di almeno una parte della lunga serie di spaccate che c'è stata nelle ultime settimane in centro a Mestre. È un cittadino tunisino, è stato bloccato dalla polizia, subito intervenuta sul posto, mentre usciva dal noto locale di via Castellana. Il ladro è entrato in azione poco prima delle 6 del mattino, ha sfondato la vetrata dell'enoteca con una bombola a gas, ha arraffato un po' di soldi e poi uscendo si è trovato di fronte ai titolari Matteo e Daniele Bigozzi, che lo hanno tenuto sott'occhio fino a quando è arrivata la polizia, che l'ha preso in custodia e arrestato. Ennesimo appello disperato ancora una volta del titolare della carrozzeria di via Giustizia a Mestre, ha subito il 40° furto in 10 anni. 40° colpo alla carrozzeria moderna di via Giustizia a Mestre. Questa volta i malviventi sono entrati nel capannone adiacente alla carrozzeria calandosi dall'alto. Sono calati dal tetto e sono saltati sul tetto dell'auto, una BMW, che hanno staccato il vetro dietro, che bisogna cambiare la cappota esportando un zainetto, esportando qualche cosa. Ma i danni che hanno fatto, più che altro è la cappota che costa 3.000 euro in una macchina, non è che sono danni stupidi, non capisco. Nonostante i presidi, le proteste e gli appelli alla politica, la carrozzeria di via Giustizia a Mestre continua a essere presa di mira dai malviventi, con tutta probabilità tossicodipendenti, che la maggior parte delle volte provocano danni per portare via quasi nulla. Il titolare è sempre più arrabbiato e lancia l'ennesimo appello sperando non rimanga inascoltato. Resistere in una situazione del genere penso che non resiste nessuno, solo io voglio vincerla sta guerra, perché non è possibile che ci siano ancora gente che viene dentro. Io faccio un appello al prefetto, allo Stato, a tutti che mettono un presidio fisso, ma non è solo Autocarrozzeria Moderna, è tutta via Giustizia, tutta via Piave, via Trento, tutte queste vie, è tutto un problema, quindi bisogna risolverla sta cosa, perché sennò non riveniamo più fuori. Favaretto non vuole arrendersi, ma l'amarezza è tanta. Io ho comprato questo capannone per creare altri posti di lavoro, abbiamo più di 20 dipendenti in Autocarrozzeria Moderna, ma volete che vada via, molli tutto e la gente non lavora? Ci avevano chiesto di montare le telecamere 3-4 anni fa, l'abbiamo fatto, abbiamo investito più di 25.000 euro, però ho visto che non abbiamo risolto niente, anche se noi gli diamo le immagini dei malviventi, non abbiamo risolto niente. Bisogna veramente che qua ci sia un presidio, che ci sia qualcosa di importante, ma non fatelo per me, fatelo per i nostri figli, per la gente che sta arrivando, per i giovani, ma dopo dicono che i giovani vanno all'estero, ma vanno per forza all'estero. È comprensibile l'esasperazione di questo imprenditore. C'è stato a Loreggia un altro assalto a un'azienda, a una showroom di un'azienda di arredamento, e i malviventi hanno usato un'auto come ariete per entrare all'interno del locale. Un'auto usata come ariete
Torna la paura dei furti in un'azienda dell'Alta Padovana. A essere colpita un'azienda operante nel settore dell'arredo di alta gamma a Loreggia in via Roma. Tra domenica e lunedì la vetrina dello showroom è stata sfondata con un'Alfa Giulietta che era stata rubata poco prima. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati con le pattuglie i carabinieri di Cittadella. Nonostante i posti di blocco organizzati immediatamente, dei banditi non c'è stata traccia. Nel frattempo è iniziata l'analisi delle immagini registrate delle telecamere di videosorveglianza. Le indagini sono in corso. Servizio di Francesco Rattai, oggi in regia ci sono Renato Cappoia e Andrea Basso, l'operatore del servizio di Chiara Gaiani era Alessandro Costacurta. Adesso andiamo ancora con la cronaca nera, andiamo a Vicenza dove sta aumentando il degrado. Corso Santi Felice e Fortunato si confermano la zona, una delle zone più pericolose dove è stato rapinato un commerciante. Il bottino è solo di qualche spicciolo ed un pacchetto di sigarette, ma il problema è la tensione che si respira in tutto il quartiere ormai. Degrado, furti, rapine. A Vicenza il quartiere di San Felice è una delle zone ad alta tensione della città. Traffico di giorno, ma quando il buio cade per strada resta la paura. L'ultimo colpo però si consuma in pieno giorno. Tutto succede all'improvviso, nella mattinata, nello studio di un tatuatore. La porta non è chiusa a chiave e qualcuno ne approfitta per intrufolarsi nel negozio silenziosamente. È un giovane che subito si nasconde sotto il bancone dove c'è la cassa. Ero qua che stavo tatuando un mio cliente americano quando sento un rumore di scarpa e quindi mi dirigo verso questa zona e trovo dietro la cassa, esattamente inginocchiato, una persona, questo ragazzo qua, con le mani dentro la cassa e le mani dentro al mio pacco di sigarette. Viene trovato dal titolare dello studio con le mani nella cassa dove è riuscito a prendere qualche spicciolo e a impossessarsi delle sigarette. Un magro bottino, certo, ma è l'ennesimo episodio che conferma che San Felice è un quartiere difficile. In questo caso però le cose non vanno come avrebbe voluto il giovane malintenzionato, un marocchino di 27 anni sorpreso dal titolare all'interno del suo negozio. Io chiamo il mio cliente americano per darmi una mano, il cliente americano si posiziona sulla porta per non far uscire l'individuo. In quel momento lì iniziamo a discutere io e l'individuo, io per recuperare le mie sigarette e capire cosa aveva preso. Lui diventa molto aggressivo e ci minaccia che aveva qualcosa in tasca e si stava per fare male. Il tatuatore viene spinto, il malfattore si guadagna la fuga. Per non rischiare di arrivare a uno scontro fisico, il titolare e il suo cliente lasciano andare il malintenzionato che indossa un cappello invernale blu di tipo eschimese. È l'elemento che permette alla polizia, chiamata subito dal commerciante, di riconoscere, a poche centinaia di metri, il magrebino che ha ancora con sé il denaro rubato e il pacchetto di sigarette e di arrestarlo con l'accusa di rapina impropria. Il 27enne, senza fissa dimora, ha già dei precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e per spaccio di droga. Adesso però, in corso Santi, Felice e Fortunato, c'è bisogno di trovare delle soluzioni per la sicurezza dei cittadini, a cominciare dal potenziamento delle telecamere di videosorveglianza. Questa è la strada principale della città, magari qualche telecamera in più potrebbe essere d'aiuto. Siccome comunque siamo a 1 chilometro dal centro, è la strada più trafficata che c'è in tutta la città e vedendo la situazione della strada, che a quanto pare non sono l'unico, non è l'unica volta che succede, un minimo più di controlli anche da lontano magari aiuterebbero. Insomma, qui non si tratta di essere razzisti. Il moldavo, quello che ha assassinato Giacomo Gobbato a Mestre, qui non è questione di razzismo, si guardano i dati, il 90% dei reati è responsabilità di stranieri, c'è poco da fare, c'è poco da fare. Torniamo a San Fior dove mi pare di aver già visto questa signora, una derubata, o sbaglio, Christian?
Allora, direttore, la signora Miranda, che appunto abbiamo intercettato pochi minuti fa, è disponibilissima, la ringrazio signora Miranda. Grazie a voi. È la signora di cui ti parlavo prima, che questa notte ha subito un furto mentre lei stava dormendo, quindi i ladri le sono entrati in casa mentre lei stava dormendo. Adesso vi spieghiamo la dinamica. Siamo a 70 metri in linea d'aria dal bar dove eravamo collegati prima, quindi questi 3 uomini, perché 3 uomini così sono stati immortalati dalle telecamere, sono entrati anche in questa abitazione. Parliamo di una casa a schiera, quindi di fatto ci sono case sia da una parte che dall'altra, e questo è un quartiere. Siamo di fatto nel centro di San Fior di Sotto. I ladri sono entrati, mi conferma signora Miranda, da questa finestra, ma lo possiamo vedere anche dal buco classico che è stato fatto appunto da questi malviventi, che poi si sono introdotti all'interno dell'abitazione. Teoricamente verso le 3, signora Miranda. Più o meno sì, perché io ho fatto tre tappe del sonno, ero, come si dice, alzata alle 2, alle 3 qualcosa, e dopo alle 5, quasi le 6, ero di nuovo sveglia e non ho dormito più, però non ho sentito niente. Quindi lei non li ha sentiti. Allora possiamo vedere un attimo la dinamica. Permesso, le entriamo in casa. Ecco, quindi sono entrati dalla finestra. Poi che traiettoria hanno? Come? Cosa hanno fatto? Quando sono alzata ho visto la saracinesca alzata e la finestra un po', ho detto ma sono diventata matta che non ho chiuso. Invece no, quando ho guardato fuori ho visto quelle cose che avevano messo là per terra, gli orologi, una borsa vuota. Perché questo è l'aspetto, quindi sono entrati in casa, hanno sottratto delle cose ma poi le hanno abbandonate. Le hanno messe là, sì, le hanno messe lì sul terrazzino. E basta. Anche una teiera, mi dice. Una teiera, sì, che l'ho pulita e l'ho rimessa lì dentro. Loro, quindi questi malviventi sono entrati qui in cucina a soggiorno, ma anche nelle camere? Sì, sono entrati in questa stancetta qua, la porta era spancata. Come streria? Sì. Non ho visto niente. Rientriamo un attimo, Chris, perché quando vi addentrate nell'appartamento sparisce il segnale, quindi non riusciamo a sentirvi. Casomai se uscite ci richiedete la linea, tra pochissimo mandiamo un altro servizio, tanto andiamo avanti inevitabilmente sulle spaccate, sui furti. L'ultima a Rossano Veneto, ai danni dell'Anton Veneto, è stato fatto esplodere in questo caso un bancomat. Vediamo. Intorno alle 4:40, 4:45 il solito botto, ho pensato subito si trattasse della banca, che è proprio dietro a casa mia praticamente. Siete spaventati? In effetti sì, perché tra l'altro dietro è un po' vuoto, nel senso ci sono campi, ci sono poche case, quindi le vie di fuga sono quasi sempre dietro ed è vicino a casa mia. A parlare, ancora visibilmente scossa, è una residente di Rossano Veneto che è stata svegliata alle primissime ore di domenica dal fragore dell'esplosione del bancomat della filiale dell'Anton Veneta di via Madonna della Salute, a 2 passi dal centro del paese. I malviventi, almeno in 4, sono riusciti a forzare la porta d'ingresso dell'istituto di credito e una volta dentro hanno fatto saltare in aria il bancomat asportando la cassetta che conteneva il denaro. È scattato l'allarme, ma sono riusciti a reagire in pochissimo tempo per poi scappare a bordo di un'auto scura con il bottino ancora in via di quantificazione. Ingenti i danni alla struttura, il controsoffitto, le pareti in vetro degli uffici, tutto distrutto. Sul posto immediato l'arrivo dei Rangers, della polizia locale e dei carabinieri che ora stanno svolgendo le indagini. Tra i primi ad accorrere anche l'assessore alla sicurezza Paolo Trentin. Era una scena un po' devastante. Il botto, da quello che ho sentito anche da cittadini, dai miei compaesani, si è sentito anche lontano da qua. Mi ha fatto scattare anche gli allarmi di altri istituti di credito? Sembra che abbia fatto saltare l'allarme dell'Unicredit e anche del nostro municipio. Hanno oscurato una telecamera, sembra, le altre
le altre due erano funzionanti, ma diciamo che il nostro servizio di videosorveglianza comunale non ha funzionato perché c'è, diciamo, un monitoraggio di tutti i movimenti fatti dai malviventi, un monitoraggio completo. Si vede questa macchina scura arrivare, parcheggiarsi, si vedono tante cose, insomma, ecco. Poi ovviamente ci sono le indagini in corso, non possiamo dire molto altro, ecco. Alla preoccupazione per gli assalti alle banche si aggiunge quella dei colpi in abitazione che si stanno verificando con sempre più frequenza in tutto il comprensorio, e torna l'invito a segnalare alle forze dell'ordine qualsiasi movimento sospetto. È stata una raffica di furti in provincia di Padova, da Vigonza all'Alta fino alle Terme. Sentiamo anche i consigli dei carabinieri a questo punto, tanto vale affidarsi alla benemerita. Ladri in diretta sul telefonino delle vittime, vacanza rovinata per una famiglia di Vigonza che appena arrivata dai parenti ha dovuto tornare a casa in fretta e furia. Scattato l'allarme sul telefono, grazie alle telecamere installate nell'abitazione, infatti hanno visto i ladri in azione nel loro appartamento senza poter fare nulla, e così hanno visto sparire letteralmente sotto i loro occhi gioielli, denaro contante, vino pregiato e altri oggetti da collezione. Il tutto sotto l'occhio delle telecamere. I ladri probabilmente sapevano che i proprietari erano lontani, tanto che hanno cercato ovunque senza fretta. Quando poi si sono accorti della telecamera, si sono limitati a girarla per evitare che li inquadrasse, continuando come nulla fosse la loro razzia, ma per fortuna senza fare del male al gatto dei proprietari che si era nascosto spaventato. Indagini affidate ai carabinieri e raffica di furti anche in altri comuni della provincia, ma anche nella stessa Vigonza, dove i ladri hanno violato un appartamento rubando denaro ed entrando dalla finestra del salotto. A San Giorgio delle Pertiche, rubati oggetti d'oro da un'abitazione, con i ladri abili a entrare forando la serratura di una finestra e cercando ovunque, perfino nell'armadio dei medicinali. Ad Abano e Montegrotto, invece, nel quartiere Giarre, l'arrivo dei residenti ha interrotto il furto in corso in due casi distinti, e nonostante la presenza dei proprietari e l'illuminazione, i malviventi avevano già scassinato la porta d'ingresso, pronti ad agire indisturbati. E così i carabinieri ricordano che con il buio invernale già nel pomeriggio i ladri iniziano ad agire. I consigli: collaborare tra vicini di casa nel sorvegliare le rispettive abitazioni, installare impianti d'allarme, mettere in ferriate o vetri antisfondamento, specie se si abita ai piani bassi, illuminare ingresso e zone buie, e se si hanno oggetti di valore vanno fotografati e descritti in una scheda per riconoscerli nel caso vengano ritrovati. Servizio di Federico Fusetti, ma si può andare avanti così? È una cosa incredibile, una cosa incredibile. Andiamo tanto per restare in tema. Montegalda, allarme e sicurezza. Luisa Bertini in diretta con Cristian Roque Allende per la parte tecnica. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Il tema è sempre questo, quindi l'escalation di furti che si registra anche qui nel Vicentino, al punto che è stato richiesto un comitato ordine e sicurezza proprio per fare il punto sulla situazione. Ci troviamo a Montegalda, hanno partecipato al comitato ordine e sicurezza anche i sindaci di Montegalda e di Montegaldella proprio per fare il punto. Che cosa sta succedendo? Sì, un incremento dei furti in abitazione che ci ha spinto a un confronto, e ringraziamo di questo il prefetto e le forze dell'ordine che sono venute proprio sul territorio, ma in particolare con loro abbiamo programmato gli interventi in previsione delle prossime settimane, che di solito sono particolarmente calde, quindi con delle pattuglie straordinarie che già la nostra polizia municipale attiverà in coordinamento, grazie anche all'intervento di oggi, con i carabinieri e con le forze dell'ordine. Ecco, abbiamo visto che già i controlli sono in atto. Sì, questo intensificarsi dei controlli ha fatto sì che la situazione quantomeno si stabilizzasse, e ci auguriamo ora che appunto quel prossimo periodo, che di solito è particolarmente caldo nel corso dell'anno, grazie a questa intensificazione possa riportare invece una recrudescenza di quella che è l'attività criminale. Grande attenzione abbiamo anche sollevato su quelle che sono le truffe agli anziani che di solito avvengono nel nostro territorio, e quindi una volontà di informare e di invitare gli anziani a stare attenti alle truffe
che possono subire. Sindaco Ciro Piccoli, lo chiedo anche a lei, nel suo comune qual è la situazione? Sì, c'è stato un sensibile aumento di fatti delittuosi, abbiamo chiesto un'intensificazione del controllo del territorio che assieme al controllo di vicinato darà sicuramente dei frutti maggiori. Ecco, situazione telecamere e videosorveglianza piuttosto che controlli potenziati, se ne è parlato anche in questo comitato? Sì, noi abbiamo strutturato il paese con molte telecamere, targa system, per monitorare tutto il traffico entrata e uscita in paese, e comunque i paesi sono gestiti dalla polizia locale. Ecco, avete sentito la panoramica della situazione, intensificazione quindi dei controlli e dei pattugliamenti, specie in vista del periodo natalizio, che fisiologicamente è il periodo in cui incrementa questo tipo di criminalità. Grazie molte, grazie a Luisa Bertini, a Cristian Roque, a Jende da Montegalda, e adesso vediamo la questione degli stupefacenti. Un giovane ghanese fermato dalle fiamme gialle a Rosà, nei pressi di un locale frequentato da molti giovani, aveva diverse dosi di marijuana. È stato il fiuto del cane antidroga Ray, in servizio con le pattuglie della Guardia di Finanza di Vicenza, a individuare uno spacciatore di origine ghanese. I controlli delle fiamme gialle nei giorni scorsi si sono concentrati nel territorio di Rosà, nei pressi di un locale abitualmente frequentato da giovani. Qui è stato notato il giovane africano che, alla vista delle pattuglie, ha cercato di allontanarsi. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di diversi involucri contenenti marijuana, nonché denaro contante. A suo carico risultavano altri precedenti in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In casa gli è stata trovata altra marijuana per un totale di circa 200 grammi, nonché un bilancino di precisione e altro materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento e la vendita della droga. La merce è stata sequestrata e il presunto spacciatore messo agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Servizio di Mirko Cavallin, il dramma dell'ennesima studentessa vittima di un incidente stradale mentre andava a scuola. La famiglia ha donato gli organi. Un dolore immenso ha travolto la famiglia di Eleonora Chinello, la 14enne di Sant'Angelo di Piove di Sacco, investita e uccisa ieri mattina mentre in bicicletta stava andando a prendere l'autobus che l'avrebbe portata a Dolo, dove frequentava il primo anno di ragioneria all'Istituto Lazzari. I genitori hanno dato il consenso all'espianto degli organi e questo gesto di generosità consentirà di dare la speranza ad alcuni malati. Eleonora è deceduta in ospedale a Padova, dove era arrivata in condizioni gravissime. I medici avevano tentato anche un intervento chirurgico. Ieri mattina era uscita di casa come sempre, salutando i fratellini e i genitori Massimiliano e Silvia Chinello, molto conosciuti in paese perché titolari dell'agriturismo al Pradi, via Borghetto. Stava attraversando la strada all'incrocio tra via Galilei e via San Polo quando è stata centrata da un'auto guidata da un 34enne di Campolongo Maggiore diretto verso Vigorovea. I soccorsi, arrivati in poco tempo, hanno rianimato la giovane sul posto e l'hanno trasferita d'urgenza in ospedale, ma le speranze si sono infrante nel pomeriggio. Oggi a scuola è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Eleonora. I compagni sono sconvolti. Il sindaco di Sant'Angelo di Piove di Sacco, Guido Carlina, ha espresso tutto il cordoglio dell'amministrazione e dell'intera comunità alla famiglia Chinello. È probabile che la procura aprirà un'inchiesta. Purtroppo si tratta dell'ennesimo incidente nel Padovano con protagonista studenti che vanno a scuola. Dopo le morti a fine settembre del 18enne di Mestrino, Alessandro De Marchi, vittima di un incidente in moto davanti all'Istituto Scarcerle a Padova, e di Sofia Gambato, 17enne di Campodarsego, investita in via Belzoni a Padova mentre stava attraversando la strada per entrare al liceo selvatico dove studiava. Altri due giovanissimi studenti delle medie sono rimasti feriti dopo essere stati investiti a San Martino di Lupari e a Noventa Padovana. E infine la tragedia della piccola Olesia, la 12enne ucraina, investita e uccisa da una motrice di un treno mentre attraversava il passaggio a livello con le sbarre abbassate in via Friburgo a Padova. E venerdì scorso Kevin Gentilin a Castelfranco Veneto, vittima di un incidente mentre stava andando a scuola. Purtroppo non ce l'ha fatta una giovane promessa dello sci. Vedete la prima pagina del Gazzettino, Matilde Lorenzi è morta questa mattina
19 anni, era caduta durante l'allenamento sugli sci in Val Senales. Sul Gazzettino l'ultima discesa e quelle prove saltate. Davvero una tragedia, il cordoglio nel mondo davvero un gravissimo lutto per lo sport italiano e per lo sci azzurro. È morto Wolfgang Abel, il veronese che assieme a Marco Furlan venne condannato per 15 omicidi tra il 77 e l'84 firmati con la sigla neonazista Ludwig tra Veneto, Lombardia e anche in Baviera. Aveva 64 anni. Nel settembre del 21 era stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Verona dopo essere stato colto da malore. Abel si era sempre professato innocente, ma aveva scontato 32 anni tra carcere e arresti domiciliari ed era tornato completamente libero. Nel 2016 a questi due criminali sono state attribuite decine di uccisioni. È stato catturato anche l'ultimo dei presunti killer di Margherita Ceschin, la pensionata uccisa a Conegliano su commissione, stando alla procura dell'ex marito che non voleva continuare a pagarle il consistente assegno mensile di mantenimento da 10.000 euro. Sono ora tutti nelle mani della giustizia i presunti esecutori materiali dell'omicidio nel giugno del 2023 di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa nella sua abitazione di Conegliano su commissione, secondo la procura di Treviso, dell'ex marito Enzo Lorenzon, imprenditore vitivinicolo di Ponte di Piave. Anche l'ultimo dei presunti responsabili del delitto è stato infatti fermato. Gli agenti dell'Interpol sono riusciti a bloccare Joel Luciano Lorenzo a Santo Domingo, dove il 25enne si era rifugiato per scampare all'arresto. Il fratello, Sergio Antonio Luciano Lorenzo, è già in carcere da tempo. Dal giorno del delitto, Joel, che in quella circostanza avrebbe fatto da palo alla banda, si era allontanato dall'Italia, risultando irreperibile. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Conegliano e del nucleo investigativo del comando provinciale, in collaborazione col servizio di cooperazione internazionale di polizia e con l'esperto per la sicurezza operativo a Santo Domingo, hanno permesso di rintracciare venerdì scorso il giovane. Nel paese del Centro America si stava nascondendo in casa di alcuni parenti. Al 25enne è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Treviso un anno fa. È attualmente rinchiuso in cella in attesa dell'udienza per l'estradizione che si svolgerà nei prossimi giorni. Servizio di Lina Paronetto. La settimana prossima i carabinieri del RIS di Parma eseguiranno una perizia sulle presunte tracce di sangue trovate nell'auto di Alex Marangon, il giovane di Marcon trovato morto dopo un rito alla ex abbazia di Vidor. Per la morte del 26enne è aperto un fascicolo per omicidio volontario senza indagati. Il 4 novembre sarà eseguito un accertamento tecnico irripetibile sulle presunte chiazze di sangue trovate all'interno dell'auto di Alex Marangon. La richiesta del pubblico ministero per accertare se si tratti davvero di tracce ematiche e nel caso a chi appartengano segue la segnalazione che era arrivata dai genitori del giovane di Marcon, morto dopo aver partecipato a un rito di medicina e musica sciamanica nell'abbazia sconsacrata di Santa Bona a Vidor. Già ad agosto i familiari avevano infatti notato una prima macchia vicino al freno a mano. Gli ulteriori controlli effettuati dopo che la procura di Treviso aveva disposto il sequestro dell'auto hanno rivelato la presenza di altre 2 macchie sospette sul sedile anteriore lato passeggero, che ora saranno analizzate dai carabinieri del RIS di Parma. Il 2 luglio, dopo alcuni giorni di ricerche, il corpo di Alex Marangon era stato trovato sul greto del Piave con diverse ferite. Il giovane aveva 26 anni. La sua è una morte che rimane ancora avvolta nel mistero. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, senza però alcun indagato. Il servizio di Filippo Fois ha molestato ragazze e ragazzi in stazione a Montebelluna, in particolare una studentessa 15enne. Per questo un 24enne bengalese ubriaco è stato arrestato dai carabinieri. Ha detto ha avuto come un blackout e la ragazza invece ovviamente ha parlato di una esperienza da non augurare a nessuno. Sentiamo Cristian Arboi. Io ho visto i carabinieri mettere sto ragazzo dentro la macchina, che era proprio arrestato, mettere dentro la macchina, abbiamo visto la scena.
È stato fermato dai militari dell'Arma dopo una breve fuga il 24enne bengalese domiciliato a Treviso che si è reso protagonista di un pomeriggio di follia e molestie tra la stazione delle Corriere e quella dei treni a Montebelluna. Sono circa le 13 di venerdì. L'uomo, raccontano alcuni testimoni, si aggira nei pressi di Piazzale 4 Novembre visibilmente alterato. Il barista del vicino locale se lo ricorda così. È passato qua anche a acquistare sigarette, mi pare, era un po' frastuonato, diciamo. Quindi era passato anche di qua, aveva acquistato delle sigarette, era un po' alterato. Sì, era già un po' strano, diciamo, li chiamo un po' strani. Non ha bevuto alcol? No, da noi non ha bevuto alcol, ma era arrivato già così. Il peggio poco dopo, quando il bengalese comincia ad avvicinare studentesse e studenti che stanno rientrando da scuola. Era un po' ubriaco sto ragazzo qua. E l'abbiamo trovato là dalla parte lì dietro il binario. Sono andato da lui perché stava urlando, l'ho salutato, era bello ubriaco, era tanto ubriaco. Sono arrivati gli altri ragazzi lì con noi, ha iniziato un po' a toccarli, ha toccato un ragazzo, gli ha fatto: tu sei mia moglie, tu sei mia moglie. Le attenzioni peggiori però le ha per una ragazzina quindicenne che viene palpeggiata nelle parti intime. I carabinieri arrivano sul posto quasi nell'immediatezza. Il 24enne è talmente alterato che nonostante la presenza dei militari continua ad avvicinarsi pericolosamente alla minorenne con l'intenzione di importunarla ancora. La breve fuga, poi l'arresto con il trasferimento nel carcere di Santabona. Nelle scorse ore, dopo l'interrogatorio di garanzia, è stato sottoposto a obbligo di firma giornaliero, quindi scarcerato. Davanti al GIP ha riferito di aver avuto come un blackout dopo aver bevuto del whisky e di non ricordarsi nulla. Peccato che i presenti si ricordino tutto. È stata una brutta cosa, non lo auguro a nessuno, ha confidato la stessa quindicenne, e tra le coetanee c'è apprensione. Di giorno è un luogo abbastanza tranquillo, però la sera, se vieni tardi, trovi un po' di persone che non ti puoi fidare, perché magari ci sono degli uomini grandi che magari ti possono anche rincorrere. Poi dipende anche di dove ti trovi, poi anche dalla gente che ti trovi davanti. E ovviamente molto dura la reazione del sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. Di delinquenti ne abbiamo già tanti, se magari questi delinquenti stranieri potessero poi anche scontare delle pene nelle loro patrie galere, forse sarebbe anche opportuno. Non usa particolari diplomazie Adalberto Bordin di fronte alle molestie consumate in stazione a Montebelluna, con protagonista un 24enne bengalese domiciliato a Treviso che nelle scorse ore è stato sottoposto a obbligo di firma dopo 2 giorni in carcere a Santabona. Intanto sarebbe importante che scontassero una pena. Se poi le facessimo scontare nei loro paesi d'origine, mi scusi il termine, sarebbe ancora meglio, tra virgolette. Vicenda grave in un quadrante da sempre attenzionato, quello attorno a Piazza 4 Novembre. Le stazioni sono delle zone sensibili in tutte le città in cui esiste una stazione. L'unica cosa che possiamo fare, e la facciamo e la faremo e l'abbiamo fatta, è di presidiare la stazione il più possibile, sia per quanto riguarda l'utilizzo dei funzionari della polizia locale, quindi dei vigili, che ovviamente le telecamere di videosorveglianza, che un continuo scambio di informazioni e operazioni congiunte con l'Arma dei Carabinieri. Un conto la sicurezza, un altro il sostegno ai giovani molestati, in particolare il supporto psicologico. Ovviamente come essere umano, ma come anche rappresentante primo cittadino di Montebelluna, mi sembra ovvio che il Comune debba fare la sua parte nel momento in cui venissimo contattati dalla ragazza o dai familiari per qualsiasi tipo di supporto. Andiamo in pubblicità, 2 minuti con i nostri registi Andrea Basso e Renato Capoglia, tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG. È ancora chiuso il negozio di abbigliamento Zara dopo l'incendio della scorsa notte in zona pedonale, proprio nel cuore di Padova. Scusate, proseguono indagini e rilievi per stabilire le cause del rogo. Negozio ancora chiuso, magazzini allagati e palazzo transennato in piazza Cavour, pieno centro di Padova, dopo l'incendio divampato nel magazzino interrato del negozio di abbigliamento Zara.
Rilievi e indagini ancora in corso per stabilire, serviranno ancora alcuni giorni, le cause del rogo che ha provocato danni ingenti e reso inagibile buona parte dei locali, dopo che per precauzione erano state fatte evacuare anche 5 abitazioni del palazzo che confina col caffè Pedrocchi e con piazza Cavour. Al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco, cause e dinamica dell'incendio. Rimane aperta anche la pista di un evento accidentale, magari causato da un mozzicone di sigaretta caduto da una delle bocche di lupo che si trovano sul marciapiede della zona pedonale. Sul posto sono rimaste a lungo 2 autobotti dei vigili del fuoco con 16 uomini, chiamate dai residenti e da alcuni passanti spaventati dal fumo e dalle fiamme viste uscire nel pieno della notte. Servizio di Federico Fusetti. Adesso sentiamo Mirko Cavallin da Bassano del Grappa, perché un altro cane da caccia è stato sbranato dai lupi. È successo a Valstagna. È un casino, un continuo via vai di nomadi. C'è un camper che è sempre fisso qua, poi arrivano altri loro parenti, si chiamano in continuazione, oppure arrivano quelli in macchina e... Si chiamava Lara, era una femmina di bracco tedesco di 5 anni. Anche lei è stata vittima di una predazione da parte dei lupi in zona Malgapozzette a Valstagna, un territorio che il proprietario Lino Mottin conosce come le sue tasche. Erano le 6:40 ieri mattina. Aspetta un attimo, circa le 7 ormai. Il mio cane stava cercando, io stavo nel prato, lui era nel bosco su un po', vicino anche a un altro mio amico con i suoi cani, e a un certo momento il mio amico ha sentito che la mia cagnetta ha fatto come che è partita di corsa, quasi lamentandosi. Il segnalatore GPS a un certo punto ha segnalato che l'animale non era più in movimento, ma il motivo purtroppo non era una preda da puntare. A un certo momento l'ho trovata in quelle condizioni, insomma. Poi l'hanno trascinata di sicuro, perché ho visto aumentare la distanza. Il dispiacere è alto e alto è l'allarme nei confronti di tutti gli animali domestici, così come la delusione verso chi dalla politica non interviene. Guardi, quelli che si devono vergognare non capiscono niente, non sanno cosa sia un animale per noi. Non ho parole, non lo auguro a nessuno. Avere un trauma è un trauma per qualsiasi proprietario di cane o di altri animali domestici sbranati dai lupi. Poi c'è anche il problema dei bocconi avvelenati. Se quelli che mettono i bocconi avvelenati sarebbero da tenere in galera a lungo. Intanto invece un cane è stato salvato, vediamo la tribuna di Treviso, è scivolato nel dirupo di San Boldo. Ecco come l'hanno salvato i vigili del fuoco, vediamo le immagini del salvataggio. Vedete qui un vigile del fuoco che si sta calando e alla fine raggiunge, vediamo poi alla fine di questa operazione che ha raggiunto l'animale e lo porta in salvo. Ecco, viene preso imbragato e portato in salvo. Adesso continuiamo in qualche modo a parlare di ambiente, perché ci sono imprenditori che acquistano terreni per realizzare capannoni, ma invece c'è un imprenditore che acquista terreni per creare dei boschi. Andiamo a Vedelago da Lucio Zanato. Buongiorno direttore, questi fiori immagino che tu li vorrai dedicare a tutte le nostre donne all'ascolto. Sono i fiori che Fiorenzo Caspon e il figlio Marco hanno piantato in questi terreni. Già il fatto che siano di fiori a fine ottobre è una particolarità. Poi sono le famose zinnie, quelle che le nostre nonne avevano davanti alle case rurali, e sono diciamo così l'esempio di una riconduzione di terreni utilizzati in maniera estensiva alla naturalità. Fiorenzo Caspon, da dove viene questa idea? L'idea viene dalla passione, come ho più volte detto, e dopo, anziché avere una coltura intensiva, cioè io non ho comprato campi per la coltura intensiva, ho comprato campi per la biodiversità, e quindi l'unica cosa a poter piantumare erano fiori perenni, fiori annuali, fiori biennali, e questo risultato siamo abbastanza soddisfacenti. Ecco, bisogna dire questo, che lei non fa l'agricoltore, la sua attività è tutt'altro, fa addirittura pubblicità con noi ed è un'attività che fa pagliette, quindi è industria.
l'industria. E quindi cosa c'entra l'industria con l'agricoltura e con questi territori? Bisogna anche recuperare delle volte i territori che sono stati distrutti, e questo è stato il mio primo impegno da portare avanti, anche perché insomma il territorio abbiamo bisogno. Ecco, appunto. Tra l'altro, direttore, volevo farti vedere due cose. Nicoletta adesso ci farà vedere. In fondo lì ci sono degli alberi. Quelli sono alberi che voi avete recuperato durante i lavori della Pedemontana, erano stati spiantati per fare la strada. Sì, esattamente. Allora, alberi recuperati dalla Pedemontana tramite un vivaista sono stati quasi 2000. Tutti di grosso fusto, tutti rigogliosi, che questi sprigionano solamente ossigeno. Ecco, poi invece qui più avanti vediamo addirittura dei gessi, anche quelli recuperati. Sì, i gessi sono stati recuperati dal campo di aviazione di Strana, perché lì è arrivata l'irrigazione a pioggia e quindi gli agricoltori hanno voluto levarli, e io li ho recuperati. Marco, bellissima cosa, ma c'è anche un rientro, perché voi siete imprese, quindi quando fate questo tipo di investimento un rientro ci deve essere. Qual è il rientro? Allora, di certo non è economico il rientro, è un rientro, chiamiamolo etico o sociale. Adesso siamo negli anni giusti, secondo me, sebbene mio papà sia partito 15 anni fa a fare questa cosa qua, adesso le aziende sono più consapevoli e diciamo che il mondo industriale è sempre più legato anche al mondo agricolo, per il discorso che adesso va di moda parlare di carbon balance, cioè ovvero la CO2, insomma. Esatto, si parla di CO2, quindi di tutta l'anidride carbonica che le aziende emanano creando un prodotto, creando un servizio, e l'agricoltura ha la fortuna, appunto perché siamo nel verde, quindi alberi, siepi, prati, anche fiori in questo caso, sequestrano CO2 all'ambiente per ridare ossigeno. Quindi c'è un bilanciamento, e questo bilanciamento, questa fortuna che abbiamo, diciamo che è stata presa sempre più di attenzione anche da parte delle aziende, perché sono le aziende che dovranno partire a fare questo lavoro nei prossimi anni. Ecco, termino il collegamento dando solo alcuni esempi. Ad esempio, io ogni anno quanta CO2 produco? Allora, un essere umano nella sua vita normale produce 5 quintali di anidride carbonica, di CO2. Invece una macchina? Una macchina in una settimana, mentre un albero ne assorbe 1,5 quintali. Quindi 3 alberi e mezzo per pareggiare il nostro inquinamento normale di vita. Ecco, e l'ultima cosa su cui riflettere i nostri telespettatori è: Treviso di quanti alberi avrebbe bisogno per essere, diciamo, in bilanciamento? Allora, per eliminare le polveri sottili o il BM10 di una città come Treviso basterebbe 2 ettari di alberi. Ecco, questi sono i numeri che il nostro signor Caspon, Fiorenzo, ma anche Marco, la famiglia Caspon, ha calcolato nell'investimento che sta facendo per tutti noi, oltre naturalmente per bilanciare la propria impresa. Il resto ve lo raccontiamo nella puntata di agricoltura. Direttore, sono le domande, a te la linea. Grazie Lucio, grazie molto, un bel messaggio. Bisogna piantare alberi dappertutto se si vogliono limitare le emissioni di anidride carbonica, evitare il surriscaldamento della terra. Grazie a Lucio Zanatto, che cura la rubrica fortunatissima Agricoltura su Rete Veneta, e anche Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Andiamo avanti sempre in qualche modo sull'ambiente, perché è molto vivace la discussione sul nucleare sì, nucleare no a Porto Marghera. Una proposta di Renato Brunetta, ci sono favorevoli e contrari. Sentiamo. Dobbiamo anche necessariamente riprendere a produrre energia nucleare nel nostro paese, in tal caso di nuova generazione. Parliamo degli impianti nucleari di nuova generazione, che a differenza dei precedenti non vengono costruiti in loco, ma vengono realizzati industrialmente come qualunque altro impianto industriale e poi collocati laddove vengono richiesti. Dopo le dichiarazioni di Renato Brunetta, presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, che aveva lanciato l'ipotesi di un sito per produrre energia nucleare a Porto Marghera, arriva un'apertura anche da parte del governo, con le dichiarazioni del ministro Urso a margine del convegno per i 2 anni del governo Meloni. Certo. A Porto Marghera, dopo che siano di costruzione. Ma la Confindustria ci ha detto che vuole fare richieste in tutto il territorio nazionale per collocarli accanto all'impresa nei distretti industriali e consentire alle imprese di poter competere con le altre imprese europee e di continuare a mantenere un livello di benessere, il lavoro e l'occupazione nel nostro paese.
Più cauto il consigliere regionale Villanova, che teme si possa in questo caso utilizzare il Veneto come miniera energetica per il resto del paese. Dobbiamo affrontare il tema senza preconcetti, dobbiamo pensare ad avere approfondimenti tecnici, scientifici che evidenzino il rischio zero per il territorio. Però dobbiamo anche sottolineare una cosa: il Veneto non può diventare il generatore elettrico per il resto del paese, non possiamo produrre energia per altri. Questa energia servirebbe alle imprese e alle famiglie venete e soprattutto servirebbe energia a bassissimo costo, prima di tutto per i veneti. Allora, se vogliamo parlare di una centrale nucleare in Veneto, ecco, dobbiamo partire da questi presupposti: energia a basso costo soprattutto per i veneti. Con una visita al Mose è iniziata la seconda giornata degli ispettori della UNESCO che hanno il compito di verificare lo stato di conservazione di Venezia anche su altri parametri. Vediamo. Ampliamento dell'aeroporto Marco Polo per far atterrare 21 milioni di visitatori l'anno entro il 2037, sostanzialmente un volo al minuto. Un nuovo terminal crociere a Porto Marghera con nuovi scavi di canali in laguna. Un'altra stazione ferroviaria a Santa Marta, quella attuale a Santa Lucia è già frequentata da circa 82.000 persone al giorno. 2 nuovi mega alberghi da 770 camere al Tronchetto, presumibilmente con una capacità di circa 1.500 posti, nuovi approdi di lancioni Gran Turismo dalla terraferma a Venezia. Sono solo alcuni dei progetti o delle ipotesi di progetto per i prossimi anni con cui la città si presenta all'esame della Commissione UNESCO, che dovrà valutare ancora una volta cosa si stia facendo per limitare un'invasione turistica arrivata ad oltre 30 milioni di persone l'anno. UNESCO deve ascoltare i cittadini e deve ascoltare le associazioni, perché così solo può immergersi in quella che è la vera Venezia e non quella raccontata dall'amministrazione. Il racconto dell'amministrazione è molto bello, ma non è vero, cioè è un racconto che serve a vendere Venezia e Venezia è già stata venduta abbastanza. Il giorno di ricevimento delle associazioni è giovedì, 5 minuti a testa, ci dicono. Le opposizioni in Consiglio Comunale hanno inviato una lettera formale per essere ricevuti. Tutta la città insieme invece si presenta assieme ad alcune associazioni. L'UNESCO deve dare 0 a Venezia perché di 5 richieste che ha fatto sul turismo, sulle abitazioni, sui progetti futuri, sulle navi fuori dalla laguna, Venezia non ha fatto nulla di positivo in questi anni, 0. Fino a quanto si può spremere ancora il limone? A Venezia ci sono solo 104 ettari di spazio pubblico urbano, cioè di strade e campi percorribili. Ciò significa, calcolatrice alla mano, che nelle zone centrali si arriva ad una media di 2,16 metro quadro a turista. Gli affitti di libero mercato sono molto alti e non si trovano neanche case più in affitto, perché adesso ai proprietari conviene comunque affittare ai turisti. L'ultima volta Venezia si è salvata per un voto del Giappone sulla base dell'introduzione del biglietto d'accesso, ma nei primi 11 giorni di ticket sono entrati mediamente 6.345 turisti in più dell'anno precedente. Se continua così sarà un parco al tema mal gestito, mal non gestito. Se invece si farà qualcos'altro potrà ricominciare a essere una città con una serie di politiche a favore sia dell'abitazione ma soprattutto del lavoro anche per le giovani generazioni. E 6 anni fa la tempesta Vaia che ha cambiato per sempre la montagna veneta e anche la percezione dei cambiamenti climatici. Vaia. Tra il 28 e il 30 ottobre del 2018 sulle montagne, tra cui le Dolomiti e le Prealpi Venete, si scatenò una violenza che abbatté circa 15 milioni di alberi, modificando per sempre il paesaggio. Una tempesta caratterizzata da raffiche di vento che raggiunsero i 200 km/h e rase al suolo 41.000 ettari di boschi, pari a 8,6 milioni di metri cubi di legno, rendendo necessari oltre 2.500 cantieri per far sì che il territorio si riprendesse. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel ricordarla, ha detto come siano passati 6 anni da quando la tempesta Vaia si abbatté sui nostri monti e boschi e oggi possiamo dire con orgoglio che le Dolomiti sono tornate a risplendere. Lo testimonia la riapertura recente dei serrai di Sottoguda, emblema della devastazione che colpì le nostre montagne. Serrai che sono nel territorio di Roccapietre, di cui allora era sindaco Andrea De Bernardini.
Sono stati momenti bruttissimi perché la mancanza di collegamenti è stata incredibile. In un attimo si è perso tutto quello che eravamo abituati a fare, quindi cellulari, telefoni, internet, computer, non andava più niente. Quindi non sapere cosa succedeva nel villaggio vicino, nel mio comune, è stata la grande tragedia. I serralli di Sottoura sono stati l'emblema, rimangono l'emblema di quello che è successo a Vaia, a Roccapietore, ma ricordo che 24 dei 30 torrenti che ha il comune sono esondati tutti assieme. Nel momento in cui è arrivato il vento sono andati fuori quasi tutti i torrenti, creando davvero dei disastri ovunque. Dei disastri ovunque, il sindaco di Roccapietore. Andiamo in pubblicità brevemente, poi torniamo. Va bene nascondere i soldi nel materasso di questi tempi, è anche comprensibile, ma 50.000 euro sono troppi. Vediamo. Sono oggetti di una vita di lavoro della mamma, della signora. Aver perso un valore così alto sarebbe stato un disastro familiare. Per fortuna tutto è andato bene e siamo stati tutti tempestivi. Diciamo che nel giro di un'ora e mezza il problema si è risolto. È scesa in campo persino la protezione civile per recuperare il materasso di una signora di Montebelluna nel quale erano stati nascosti i risparmi di una vita, 50.000 euro tra contanti, buoni e gioielli. Quel materasso, usurato dal tempo e abbandonato nel garage di casa, era stato portato poco prima al centro di raccolta dalla Colf, ignara del tesoretto. L'allarme, lanciato dalla figlia dell'anziana una volta capita la situazione, ha mobilitato mezza città. Attraverso l'Arma dei Carabinieri, l'Ufficio Ecologia e la Protezione Civile siamo intervenuti per far riaprire il CARD durante la sera e recuperare questo materasso. Quindi tutto è stato restituito alla proprietaria. E quello che so è che invieranno una comunicazione di ringraziamento al sindaco, ma più che al sindaco direi a tutti i funzionari del comune che sono intervenuti. Insomma, un sabato sera di apertura straordinaria per il CARD, con le ricerche che hanno avuto quasi subito esito positivo. Perché era proprio all'inizio, per fortuna, del cassone, perché sennò ci voleva addirittura una piccola ruspa e svuotare il cassone il giorno dopo, un po' alla volta. Una storia a lieto fine che ha fatto il Giro d'Italia, ma potenzialmente non così straordinaria o unica. Non è così raro. Non credo sia così raro, c'è sfiducia a volte negli istituti e quindi specialmente negli anziani si ricercano le soluzioni di una volta. Credo che quando viene a mancare un genitore, soprattutto di una certa età, che hanno una certa mentalità dei soldi che stanno meglio a casa nascosti che in banca, di controllare bene. Ci sono ancora persone che tengono tanti soldi sotto il materasso? Certamente sì, magari soldi che non vengono dichiarati. Poi Montebelluna è un po' particolare magari. Diciamo che sta aumentando questa situazione, perché forse conviene tenerli a casa, che sono più al sicuro che le banche. Quella degli edicolanti è una categoria in via di estinzione, è un vero peccato perché gli edicolanti sono spesso amici, sono persone a cui si può chiedere non soltanto un'indicazione ma un consiglio, diventano a volte anche psicologi perché conoscono tutti e sono anche veramente dei pozzi di notizie, sanno tutto delle città e dei paesi in cui lavorano. Piuttosto purtroppo stanno chiudendo molte edicole, abbiamo deciso di rendere loro omaggio sentendoli e dando loro voce. Siamo in piazzale Pontecorvo perché oggi vi raccontiamo una storia particolare, la storia di Nicola Palazzo che controtendenza rispetto a quello che è il trend attuale della chiusura delle edicole, lui ha deciso di riaprirla questa edicola. Sono 2 anni che ha ripreso in mano questa edicola che vedete alle mie spalle e andiamo a chiedere a Nicola, buongiorno, come sta andando? Sono 2 anni che ha riaperto. Allora, sta andando bene, nel senso che sono diventato ormai un punto di riferimento per tutta
per tutte le persone che vivono qui nel quartiere di Pontecorvo. Ho preso, fra virgolette, il posto di alcune edicole che hanno chiuso nel frattempo, perché l'edicola di via Facciolati ha chiuso, l'edicola sul ponte di Pontecorvo ha chiuso, l'edicola dell'ospedale ha chiuso e i giornali vengono dati al bar. Quindi diciamo sono ormai diventato un punto di riferimento. È una vita dura. Ecco, infatti questo volevo chiederle, non è una vita semplice, ci sono orari particolarmente pesanti. Sono orari particolarmente pesanti e va considerato che l'aspetto remunerativo non è proporzionato alle ore di lavoro che vengono svolte sostanzialmente, perché comunque le ore che si fanno sono tante, se si vuole portare a casa un minimo di stipendio. Diciamo che il tutto viene compensato dalla clientela che diventa affezionata e diventa molto come dire, ha un buon sentimento nei confronti dell'edicola, perché gli stai dando un servizio di cui loro hanno bisogno sostanzialmente, perché anche se consideriamo che la maggior parte delle persone, almeno in questo contesto, sono persone di una certa età e quindi affezionate al cartaceo piuttosto che al tablet o allo smartphone, c'è proprio il piacere di gustarsi la notizia sulla carta stampata. Ecco, i giornali però si vendono meno? I giornali si vendono meno, sì. Probabilmente stiamo andando verso un'epoca in cui il giornale non può più obiettivamente competere con la televisione, il tablet o con internet, e a mio modo di vedere probabilmente dovrà prendere una strada di momento di riflessione sulla notizia e non un momento di antagonismo con internet, anche perché come diventa improbo. Ecco, a 2 anni è pentito della scelta di aprire un'edicola? No, sinceramente no, ero in dubbio quando l'ho aperto, qualche dubbio ce l'avevo sinceramente, però adesso come adesso no, è un lavoro comunque, ribadisco, pesante, ma che ha le sue soddisfazioni. Certo, in questi 2 anni ci sono stati anche delle piccole, nel piatto della bilancia, delle piccole note negative. Non voglio diventare polemico, però insomma sono 2 anni che da quando ho aperto, che io ho un cantiere aperto qua davanti, che di sicuro non ha aiutato l'attività. Speriamo solo che una volta completato tutto quanto sia un'opera che porti, come dire, lustro alla piazza e alla clientela. Intervista di Francesco Rattai, sentiremo tanti altri edicolanti in questa rubrica. Stasera a Focus alle 21:15 gli ospiti Francesca Zaccariotto, Antonella Tocchetto, Leonardo Padrin, Jonathan Montanariello, Morena Martini, Guglielmo Liut e Paolo Bonafè. Grazie per aver scelto l'informazione di Focus TG. Buona giornata.